Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, oggi voglio portare che era un bel po' che non porto Pro Cycling Manager, ma nella modalità diventa un figo e neanche quella carriera. Voglio fare un giro d'Italia, l'ultimo giro d'Italia, ma con un Apache che ho scaricato con tutte le leggende. Sono proprio tutte, non sono un espertissimo di ciclismo, però sicuramente abbiamo tutti i big. Ho selezionato 22 squadre, noi ovviamente siamo alla Mercatone 1 e vogliamo portare alla vittoria il pirata Pantani, ma abbiamo qualche avversario forte, ma proprio qualche. E c'è anche, ragazzi, l'uomo più fasullo della storia, nel senso, purtroppo a livello di ciclismo Armstrong è stato declassato e hanno, come si dice, hanno squalificato da tutti i Tour de France, tutti quelli che ha vinto, in un amen, saluti. Quindi diciamo, ecco, c'è, però vediamo, speriamo sia non dopato, che sia insomma in condizioni regolari. Noi siamo qui a Mercatone 1, abbiamo ripeto, siamo contro Cannibale, Eddie Merckx, Albertino Contador, Indurain, Coppi, Bartali, Wiggins, cioè, Denis Menchov, Urli, che c'è proprio di tutti, ragazzi, c'è di tutto. Buono, noi siamo ovviamente con la Mercatone 1. Allora vediamo chi abbiamo, chi sono i big. Beh, il pirata è scarsissimo, 82 in montagna, media montagna 80, non è forse il più forte, ma è tra i più forti assolutamente, quindi Marcolino c'è. Poi mettiamo Stefano Garzelli a supporto e anche Pelliccioli mi porto. Ne voglio parecchi, ne voglio. Sinceramente, dai. Abbonde anche Conti. Poi cronometro. No, anzi, scusa, sprint. Abbiamo qua chiaramente non è tutto perfetto, nel senso ci sarà qualche nome fasullo, non sono le foto, però è la modo migliore delle leggende. Detto che siamo scarsi come sprint, non ne vinceremo neanche una. Già io sono scarso sulle vittorie in volata, però non abbiamo certo fenomeni. Ok, questo onestamente non lo conosco neanche. Io metterei questi. E va bene, aspetta, vediamo se esiste, sono curioso sinceramente. Perché chiaramente per il ciclismo non sono esperto. Coni Shev. Nome mi dice qualcosa. Dimitri. Sì, ok, Mercatone 1, perfetto. Scusate, chiedo Venia, non lo conoscevo. Buono, ok. Mettiamo anche un gregario proprio stronzo. In pianura portiamo, insomma, questo però è un po' forte su tutto. Mettiamo Stefano Checchino. E andiamo, ragazzi. Tappa numero 1. È una tappa già collinare. Dobbiamo stare attenti perché diciamo che questo gioco è spietato. Allora, i favoriti del giorno ce ne sono pochi. Comunque non ci siamo noi. C'è parecchia gente. I no. Tutti scommettono sui no. E tanti certi non li conosco. Ivan Basson, Coppi, Loren, Schleck, Lemond. Quasi tutti li conosco i più famosi, però tanti onestamente. E qua penso sia tutto uguale qua. Ok, ruolo. Buono raga, io direi di partire e andiamo con la tappa numero 1 del Giro d'Italia delle leggende. Raga, si parte con la prima tappa, tappa 1 di 21, da Venaria Reale a Torino. Giro d'Italia. I favoriti del giorno, Pantani, Jansen. Ho dovuto riavviare, ragazzi, ho avuto un piccolo bug, quindi ho visto che in ogni competizione variano sia la forma che ovviamente anche i totali di certi parametri. Quindi diciamo che nel riavviare la Pantani esce più forte, 84 di Tour di Montagna, però può calare dopo, non è detto. Io direi di andare. La prima tappa è una tappa diciamo di collina, chiaramente ne facciamo non so 2 o 3 tappe a video. Vediamo queste leggende, cosa riusciamo a combinare. Un arrivo comunque pianura, però sono un po' di montagna. C'è. Si parte ragazzi, Pantani viene dato come iper favorito del giorno. Qua faccio sempre, mi piace essere sempre davanti al gruppo. Eccoci qua. E si parte ragazzi col Giro d'Italia delle leggende. Ecco, questi possiamo già toglierli. Ok, perfetto. Pantani viene dato dai più come di iper favorito, speriamo, in questa tappa.
Ok, a posto. Chiaramente non siamo forti in volata, nel senso abbiamo Konishev che però sì, non è scarso, però sono scarso io in volata. Si parte Beppe, si parte. Allora, Pantani ovviamente è il leader, il nostro leader per la classifica generale già perde uno comunque. Poi abbiamo Chickin, che è un buon gregario. Garzelli, che è il nostro secondo violino, che deve aiutare in tutte le situazioni. Marcone, il nostro pirata. E poi abbiamo Borghesi, che comunque è un altro gregario. Konishev, appunto, il nostro velocista. Traversoni, buono, è buono in Castelfort, non è male, anche lui in sprint te lo godi. Conti, bravo in montagna, che ecco, forse più lui è un gregario di lusso, perché stanno tutti in montagna, ragazzi. Boh. 7 è una bella squadra, ragazzi. Il Mercatone uno può dire la sua, però non conosco se ci sono gente vera, gente non vera, qualcuno magari creato, questo non lo so. E ne Belliera. Comunque ne conosco certi. Mi pare che ci sia Cavendish, però tra quelli che conosco io, diciamo, tra virgolette, più moderni. Aspetta che qua andiamo subito a prendere il borraccione, ragazzi. Il borraccione della vita. Vabbè, ho sbagliato. Sicuramente non è il più adatto, perché comunque se arriviamo in volata, Konishev può regalarci soddisfazioni. Anche se c'è Mario Cipollini, però comunque questo è un arrivo non per velocisti, assolutamente. Partita subito dura. Fa fatica, Konishev a portare la bottiglia. Porta i bottigliotti, vecchio. Dai, vecchio mio. 2 minuti il gruppo della fuga di giornata. Ho preso anche Tour de France, però cioè, è un po' più complicato, però cioè, sinceramente mi sembra più semplice Pro Cycling, so che sono strano, ma questa è la realtà. 73 km dall'arrivo, ma questo ripeto. Pantani in realtà può già pigliarsi la maglia rosa, secondo Superga. Cioè, se vogliamo provare a vincere la classifica di montagna, potrei provare con Conti, è un po' sprecato. Se volete ci proviamo, divertiamoci. Voglio divertirmi in questo giro. Tanto abbiamo Garzelli, è lui che deve aiutarmi. Qua abbiamo Valverde. Vai, involati, Conti si invola. Però abbiamo un minuto di ritardo, non è poco, la Mercatone 1 fantastica. Siamo qua, siamo già qua ragazzi, siamo già qua. Bravo Conti. Abbiamo le leggende. Pantani, che bello vedere Pantani così. Conti prova a involarsi verso l'Eternity. Dai, Conti prova per le classifiche per la maglia di scalatore. Anche se è chiaro che dopo con i big non la vincerà sicuramente lui, però voglio più maglie possibili, voglio proprio dominare il Giro d'Italia. Questo è l'obiettivo. Guarda Conti come se ne va però, ragazzi. E bravo Conti. Molto bene. Adesso possiamo riposarci. E ok. È da solo però chiaramente adesso sarà un grande recupero, credo. Tanto qua andiamo di bottigliotto. Stiamo a prendere anche a Conti che è 1,45. Adesso però cerca di recuperare un po' le forze, caro Conti. Benatin, ciao, sti grandi. Lance Armstrong. Ok, stanno arrivando ovviamente i big, ci sta. Adesso proviamo abbiamo una tappa. Cioè abbiamo una scalata a 2 adesso, categoria 2. Pantani, mamma mia, malissimo. Il Panta, il nostro pirata, non è molto in forma, direi di non andare con Garzelli. Vediamo Ivanov. La nostra atletica qua è pieno di campioni. Qua vicino c'è anche Cloden, ma sicuramente quello che mi fa più paura
della squadra del Team Mobile qua è Hurlik. Armstrong. Salita, devono stare molto attenti a questa salita. Vediamo un po' se troviamo un po' di gente. Boasson-Hagen, Freyer. La gente conosciutissima. Ivan Basso, From, Kuhn. C'è chiunque. Vabbè, pensiamo ai nostri adesso. I nostri sono veramente in difficoltà. Qua veramente consigliatemi, se potete consigliate, perché quando è così mi sta sui maroni. Guarda che sono in difficoltà. Attenzione, purtroppo era da vedere che si è staccato Konish, maratona di montagna al solo 56, quindi ci sta. Siamo un po' in difficoltà. Kwiatkowski prova ad andarsi, attenzione Garzelli deve tirare adesso per il nostro Marco. Vai dietro, vai Garza, porta sul nostro pirata. Non vedo Orlik. Non dobbiamo far scappare Binda, Kwiatkowski, Tunis. Attenzione a Binda, ragazzi. Binda è un candidato al Giro d'Italia. Ma Garzelli ci porta su. Il Garza ci porta su, signori. La scalatoria la vince Kwiatkowski. Sì, a questo punto me lo tengo, Conti. Può essere più utile a due, che si sono proprio crollati tutti. Anche Fincato, comunque Fincato non è male, portiamolo su Fincato se riusciamo. Ok, vai Garzelli, adesso basta tirare. Ok, Oscar Freire. Anche Albertino Contador. Qualcuno ci prova, ma non so chi. 15 km. Questi provano probabilmente per la classifica a punti. Casagrande. E arriva Fincato, signori. È arrivato Fincato. E comunque anche lui ha bei parametri, Chiaramente, scusate, non conosco tutti i ciclisti. Mi piace il ciclismo, ma non sono così appassionato da conoscere tutto. Denis Menchov. Ok. 9 km. E Fincato ci prova. Il signor Fincato ci prova. Panta addirittura a -3. Il Panta non... Ok. Fincato. Mancano 5 km. Adesso deve tirare il Panta, però, Come sempre, sapete che ci provo con tutti, io sono questo. Vai Panta, attenzione, eccolo qua il pirata, eccolo il pirata. Sale il pirata, sale il pirata. Però non sembra avere lo scatto giusto. Garzelli, anche tiriamo anche con Garzelli, fotte sega. Pantani ci prova a 3 km. Forse l'ha tirata un po' presto, non lo so. Anche Garzelli è Fincato, ma è chiaro che il nostro leader è Marco. A 1,5 ci prova Marco, a 1,5 ci prova. E ragazzi, Pantani forse la porta. Mamma mia, siamo là. Yes, vinciamo la prima tappa. Marco vive, cazzo. Fincato nono e Garzelli 12°. Partenza col botto, signori, al Giro d'Italia. Marco si prende subito la maglia rosa, incredibile. Grande Marco.
La strada è lunga, però sono 21 tappe e abbiamo tantissimi campioni, ma intanto la maglia rosa e via. E credo che ci sono delle inesattezze, l'ho messo il marcatore 1 con la bandiera olandese, non chiedetemi il perché. Allora, andiamo a vedere la classifica, la generale, chiaramente vede Pantani già 4 secondi in fuga. Vediamo un attimo i big. Sono tutti, credo. Allora, facciamo così, però si può andare per... no. Devo vedere se... hanno chiamato tutti, perché non è detto, che per forza ci siano tutti. Vediamo un attimo. Adesso vedi, tutti i big sono fuori, godo. Che bello vedere Pantani vincere. Luis Leon Sanchez. Devo capire, ma Eddie Merckx? Sì, voglio la sfida col cannibale, cazzo. E Pimer. Ci vogliamo un po'. Vedere che... secondo me tanti big, non è che Contador non vedo. Non capisco perché non... scusa un attimo. Vediamo chi c'è. Allora. Urlich non c'è. Qua non abbiamo nessuno che conosco quantomeno. Spagna, vabbè. Philippe Gilbert. Così non capiamo contro chi siamo, ragazzi. Scarponi, vabbè, siamo noi. Trentin. Sylvain Chavarel, ciao. Vincenzone Nibali, che però ha preso le bombe. Vabbè, Dennis Menchov. Paolo Savoldelli, Mario Cipollini, vabbè. Valverde. Chris From. Cancellara. Lance Armstrong. E sfida con Armstrong alla fine. Ragazzi, Binda. Ok. Ivan Basso, Frank Schleck. Niente ragazzi, mancano, ma scusa, ma l'avevo vista, non l'avevo messa, per esempio. Sì, però non hanno portato contato. Vabbè, ok, purtroppo ci sono tutti, io non so, forse dovevo fare la lista dei partenti. Vabbè, intanto vediamo come va questa. Dopo magari ci facciamo il tour invece al top. Intanto ci alleniamo con il giro. Devo anche un attimo capire sta mod. Bene. Tappa 2. Subito con un arrivo bello arrogante. Però qua ragazzi Pantani è veramente il super mega favorito. Ok ragazzi, facciamo 3 tappe oggi, così dopo aspetto i vostri commenti per capire se vi va bene fare, diciamo, il giro. Siamo contro Armstrong, Gilberto Simoni, Van Basso, Binda e altri. Se magari devo creare, magari per il Tour de France, creo la lista dei partenti, la creo io con tutti i più forti. Pensavo che li chiamasse tutti a priori, invece non è così. La Panta con la maglia rosa però è qualcosa di illegale. Ok. Buono. Vai, così prendiamo con Pro Cycling. E ci sta un bel po' che non gioco. Andiamo alla tappa 2. Dopo che Pantani si è pigliato la maglia rosa. Anzi, però dopo in scalata facciamo anche la foto, così la mettiamo come foto anteprima, copertina.
di un video epicus. Ok. Piove. Speriamo non siano cadute, speriamo bene. Diluvia proprio. Cioè, i 12 erano 9 minuti. Cazzo, dobbiamo svegliarci qua, altro che... Dai, fioi, perché... Sì, non... qua vai di bottigliotto. Molto bene. Stiamo recuperando, però ho un po' paura. È vero che c'è tanta montagna e quindi dopo secondo me crollano, però... Andiamo con un fincato. Abbiamo 7 minuti e 11 da recuperare sui 12 della fuga della mattina. Il Panta sta benissimo, mamma mia raga, che forte. Ok. Abbiamo 4 minuti e 44 da recuperare. Il fincato però è finito. Il Panta, cioè il fincato se andà. Infatti stiamo riperdendo. Adesso deve fare i garzelli, il lavoro sporco. Vai Garza, involati verso l'Eternity. Minuti e 25, li lasciate andare via forse un po' troppo. Sto rischiando qua, eh. Non guarda. Falling behind. Non stiamo recuperando una mazza, eh. Sono 17. Dovrebbero essere distrutti però loro. Cazzo, ma c'è Binda anche tra... Aspetta, no, non troppo. Aspetta un attimo. Vedi come in un attimo può cambiare tutto. E Panta scatta. Vai Panta. Pantani prova a fare le cose da solo. E vediamo la maglia rosa prova ad andare via da sola perché ha paura. 5.35 no bene, no bene. No good. Prendiamo la bottiglia per il Panta. Insomma, sti qua veramente non c'è, ma che cazzo di... Guarda che chi c'è di forte? È Binda. Ma siamo indietro. Ok. Garzelli, porta via la vetta. Tanto qualcuno cade. Mancano 10 km ragazzi e la situazione non mi sta piacendo. Dobbiamo recuperare tanti minuti. No, ma sto buttando via un tour così? C'è un Giro d'Italia così?
Falling behind. Abbiamo messo qua sono 8 km, teoricamente comunque con una bella salita, e non incredibile, però. Stiamo un po' recuperando, ma poco. A un certo punto devo scattare con Marco, Subito colpo di scena. Attacco di Vinda, questo non ci voleva. Devo andare, devo andare. Il Panta prova ad andare. Vai Panta. Il Garzello deve più tirare adesso. Mamma mia, 3C32, 335. Non la vedo molto simpatica. Che sono anche in forma. Abbandona Cesar, attenzione. Cesar si ritira dal giro. Panta deve involarsi il Panta. Solo con A, no, Panta e Armstrong. Aspetta, no, questa è proprio da immortalare. No, in Q, aspetta. Panta e Armstrong insieme li voglio. Solo per avere il nome anche. Eccoli. Perfetto. E vai di stampa. E mi fai lo screen. Grazie. Perfetto, andiamo avanti. Però sto rischiando di inchiappettarmi. Oddio, scusate. Scusate ragazzi, scusate. Mamma mia, che crollo. Sono in difficoltà. Qua perdiamo tanto. Tanto va a vincere Binda la grande. Binda. Che diventa 1,22. Arriva. Ci ha massacrato. Prendo abbastanza le bombe. Dopo una prima grandissima tappa, subito disastro. Col Panta anche in grossa crisi. Attenzione Alfredo Binda. La nuova maglia rosa e dovrò recuperare tanto. Vabbè. Non giochiamo da tanto a Pro Cycling, ci sta la cagata, binoculo grande. Non mi aspettavo una fuga di giornata era in porto, ma la grandissima, non mi sono accorto. Devo stare più attenti, raga. Abbiamo preso le mine, adesso andiamo con la terza tappa per oggi. Sono rimasto abbastanza di merda. Avrò 3 minuti di ritardo, anche più, 3 minuti secondo me, vediamo. Manca ancora qualcuno? Ok. Vediamo. Porca miseria, dopo non pensavo. Siamo a 3 minuti e 29, ma non da Binda, da Jean-Gert Tenisset. Torre Montagna 76, questo non mi spaventa. Questo neanche. Binda sì. Questo no. Binocolo, vabbè, ma non troppo.
Diciamo che Binda mi preoccupa, però da Binda non siamo lontani. Sì, 2 minuti abbiamo qualcosa. Mm. Attenzione, colpo di scena incredibile. Panta è primo, classifica punti, Montagna Binda, Giovani Garzelli è secondo, squadra siamo quinti. Vabbè, beffa atroce per il Cume, terza tappa per velocisti. Tappa per velocisti, noi infatti abbiamo Konishev favorito, cioè favorito tra i favoriti, non il favorito assoluto però. Allora adesso However, as the riders enter Fasano, they'll encounter a stiff challenge that could thin out the ranks of pretenders for stage victory. bisogna proteggere. Sprinters should get another bite of the cherry tomorrow. Questa è la mia fissa, so che non è la cosa più giusta da fare, però mi piace stare su davanti, non si sa mai. Anche perché abbiamo visto la cagata. Allora mettiamo Conti a proteggere Konishev. Boh. Lo protegge dal vento, è quello che è, insomma, per sicurezza. Anche se non sono molto afferrato alle tappe per velocisti. Perdiamo malamente la bandiera gialla. Sì, la bandiera gialla. Gialla, poi la maglia rosa, Sondaffe. Tardissimo, scusate, raga. Chiedo venia. Chiedo venia, raga. Ok, Borghesi. Adesso vediamo il piorato per tirare la volata in pianura. 73. No, fincato. Facciamo un mini treno. Che proprio sono una pippa. Traversoni fincato Konishev. Proviamo così. Io ci provo, raga. Stiamo attenti ovviamente alle fughe di giornata. Io direi qua. Da troppi minuti non mi piace. Che bombata che ho preso, fioi. Siamo ritornati sulla terra, poi voglio proprio vedere sulle montagne pure chi mi batte, cazzo. Di qua. Ok. Vai, da prenditi un po' d'acqua. Sta anche bene oggi Pantani, cazzo, che non serve a niente in sta tappa qua, vabbè. Una 47, siamo vicini. Facciamo tirare un po' Kickin. Ok, ci siamo. Siamo a 34 km. Per sicurezza vai di ultima borracciona. E vediamo se riusciamo a fare una bella volata. Quantomeno giocarmela, non dico di vincere, ma giocarmela almeno. Sto olandese primo, incredibile, non lo conosco, non è neanche forte, ma... Ok. Calma adesso. Falling behind. No. Garzelli però lo vedo bello carico. Adesso tra poco facciamo cominciare a Garzelli. Poi abbiamo Fincato. Televisoni. E Konishev. Ecco.
Può far tutto Garz, può far tutto Garz. Finché ne ha. Vediamo se adesso qua sono tutti pronti a tirare. Garzelli che è secondo nella classifica giovani. Guarda Garzelli come cerca già di portare il gruppo, che se è chiaro sono visto un po' presto. Se appena possibile lasciamo perdere Garzelli e andiamo con Fincato. Con Motta. Forse sì, la tira per Usmans, madonna. Cazzo, peccato non avere contro Merckx, ma nel tour facciamo tutto. Così usiamolo come allenamento. Scusate un attimo, Garzelli fuori. Fincato. Deve dare tutto in questi pochi chilometri. Sto sbagliando, mi scuso, ma ripeto, non è il mio tappe di velocità. Cioè le tappe dove comunque devi fare l'arrivo in volata. Zabrischi è caduto. 4 km Fincato, però fa fatica. Non è proprio un treno meraviglioso, eh? Dai. Aspetta. Fincato. Vai. Devo fare il primo al gel. Non sono molto convinto di aver fatto la cosa giusta, ma va bene. Ecco. Vediamo cosa succede. Troppo presto, forse lo... Cazzo, pensavo di essere a 1,9, che già forse... Vabbè, vediamo. E qua abbiamo dei... Madonna, Yusma, sto qua, Fioese, una bestia. Rojas. Petacchi. Cipollini. Niente di fenomenale. Vabbè. Non sono le mie tappe, queste si vedono. Io ho un obiettivo: vincere il Tour e il giro con Marco e prepararmi per il Tour de France. Allora, generale non cambia niente. No, perché? Cioè mi è crollato così Pantani. Non se ne è accorto sinceramente. No vabbè, cioè... Ok, allora facciamo così. Vi ho fatto vedere le prime 3 tappe. Se può interessare, faccio il Giro d'Italia, metto tutti i campioni, ma devo stare più attento perché sinceramente non mi aspettavo. Cioè, di solito li arrivi così tutti quanti cioè, tranquillissimi. Cioè, ho perso praticamente 2 minuti. No, non sono proprio accorto. Il giro è andato, ma ripeto, facciamo così, visto che voglio usare tutti i campioni. Voglio capire un attimo se può piacere l'idea, e se no ci spariamo. Un giro fatto bene con tutti i più forti, dove comunque andiamo sul pezzo, ogni tappa facciamo anche una tappa a video se volete, ma un po' più serio, perché sinceramente mi sono proprio accorto, sarò fuori forma perché non gioco da più di un anno a Pro Cycling, ma ho fatto una figura un po' del cacchio. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!